Buon pomeriggio a tutte e tutti. Eccoci di nuovo online con i seminari di CLIP. Riprendiamo questo nuovo anno 2025 con la partecipazione doppia del seminario congiunto organizzato dai colleghi Alessandro Riccobono dell'Università di Palermo e Angelica Riccardi dell'Università di Bari, Dipartimento Ionico di Taranto. Con piacere saluto i colleghi e cedo subito la parola al professor Riccobono che ci presenta l'evento di oggi. Grazie. Grazie e buon pomeriggio a tutti e a tutti. Io naturalmente vorrei ringraziare innanzitutto la professoressa Zilli e il professor Boscati perché questi seminari CLIP sono giunti alla loro quarta edizione ma continuano a riscuotere un grandissimo successo nella comunità accademica e tra gli studiosi del diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Poi naturalmente il mio più sentito ringraziamento va ai due relatori di oggi insieme alla professoressa Riccardi, e cioè al professor Domenico Garofalo e al professor Michele Tiraboschi, che hanno accettato con entusiasmo l'invito a partecipare a questa nostra giornata di studi e a parlare di un tema di cui sono grandissimi esperti e con il quale sicuramente arricchiranno il nostro pomeriggio con due relazioni dense di suggestioni. Ora io, come da prassi, mi limiterò a qualche breve battuta introduttiva sull'oggetto del nostro incontro, anche per non sottrarre tempo appunto ai nostri relatori, che tratteranno rispettivamente Ok. del rilievo dell'obbligo formativo all'interno del sinallagma contrattuale e del contratto di apprendistato nella no? pubblica amministrazione. Papà, dove... C'è qualcuno? Ecco, sì, scusate. Allora, comincerei subito col dire che il tema della formazione dei dipendenti pubblici oggi assume un rilievo centrale nel processo di ammodernamento avviato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questa centralità si può cogliere nei due momenti chiave, nei due obiettivi chiavi della riqualificazione di chi opera già all'interno dell'APA, ma anche a monte, cioè nella fase di attrazione di risorse qualificate in sede di reclutamento per favorire il ricambio generazionale del pubblico impiego e gestire la triplice transizione amministrativa, digitale ed ecologica che interessa in atto il settore pubblico. Il problema è che ovviamente lo sfondo su cui si muovono questi interventi previsti al PNRR non è affatto incoraggiante. Mi limito a ricordare due criticità. Innanzitutto, diciamo, l'accesso al pubblico impiego è diventato poco attrattivo, non soltanto per via di trattamenti economici poco competitivi rispetto a quelli che sono garantiti a parità di ruoli nel settore privato, ma soprattutto per via del disallineamento tra il nostro sistema di reclutamento e quello di istruzione scolastica e superiore, che non riesce, o almeno non è più riuscito negli ultimi tempi, ad operare una selezione di primo livello come avveniva in passato. Mancano sostanzialmente dei percorsi di studio che siano effettivamente mirati e centrati sulla fornitura di una preparazione diciamo, tagliata sull'accesso ai ruoli nel lavoro pubblico, ma mancano soprattutto dei meccanismi che incentivino chi supera questi corsi a partecipare a dei concorsi. Per esempio si è suggerito di diciamo, attuare dei meccanismi che esentino questi soggetti dalle prove preselettive e li diciamo, mandino direttamente all'espletamento delle prove pubbliche. Dall'altro lato, dal punto di vista di chi nell'amministrazione pubblica ci lavora già, la formazione invece è stata considerata tradizionalmente un centro di costo più che un centro di investimento per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici, anche perché si è sempre dovuto fare i conti con gli stringenti vincoli alla spesa pubblica. E così diciamo, si è verificata una sorta di schizofrenia con gli attori istituzionali per un verso, diciamo, ovviamente sempre animati dalla volontà di sottolineare la centralità delle politiche di formazione per il rinnovamento della pubblica amministrazione, la migliore utilizzazione delle risorse umane, insomma gli obiettivi indicati già dagli articoli 1 e 7 del testo unico sul pubblico impiego, ma dall'altro lato diciamo sempre a precisare che tutte queste innovazioni avrebbero dovuto essere attuate senza nuovi oneri, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, cosa che è avvenuta per esempio nel noto processo di riordino della SMA avviata
diciamo, con la riforma Madia e di cui tutti ci ricordiamo, anche perché ovviamente le linee fondamentali allora erano quelle della spending review. E allora, diciamo, a dispetto delle dichiarazioni di principio che sono state formulate nelle molteplici direttive della funzione pubblica, abbiamo assistito a un costante sottofinanziamento della spesa per la formazione obbligatoria del personale pubblico. Cito semplicemente un dato: si è passati da 262 milioni impegnati per la formazione nell'anno 2008 ai 164 milioni del 2019, e quindi la spesa pro capite media per un dipendente era di 48 euro annui, cioè sostanzialmente si riusciva a finanziare poco meno di una giornata di formazione annua per ciascun dipendente pubblico. Allora, questo approccio riduzionista ha generato da una parte una fortissima crisi delle competenze, ma soprattutto ha fatto sì che le attività formative venissero vissute come una sorta di, lo dico tra virgolette, perdita di tempo, cioè un adempimento cartolare strumentale a conseguire un attestato di partecipazione che, diciamo, è stato poco utile dal punto di vista della efficace impatto in termini di arricchimento professionale di chi ha subito o ha ricevuto, diciamo, la formazione professionale, ma che si è rivelata in qualche modo utile nei processi selettivi e di progressione di carriera, perché ovviamente attribuiva qualche punteggio aggiuntivo, indipendentemente da però una valutazione reale. Ma questo è un problema legato anche alla scarsa funzionalità dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance di cui tutti sappiamo. Chiunque abbia esperienza di formazione nel settore pubblico, come la maggior parte di noi, sa benissimo che nella maggior parte dei casi la tipologia dell'aggiornamento professionale che si è fornito ai dipendenti pubblici ha avuto ad oggetto materie di tipo giuridico, amministrativo, contabile, che hanno un po' perpetuato la cultura legalista che tuttora pervade ampi strati dell'impiego pubblico, mentre poca o nessuna attenzione si è dedicata ai temi dello sviluppo organizzativo e gestionale, così come carenti sono state le iniziative formative centrate su ambiti del sapere di carattere tecnico specialistico o per esempio sui temi dell'e-government, nonostante la necessità di colmare il gap di competenze digitali di cui tuttora, diciamo, soffrono i dipendenti pubblici per via della loro elevatissima età media, attorno ai 51 anni. Ma soprattutto la formazione è stata impartita senza differenziazioni legate alle specifiche mansioni che il dipendente è chiamato da svolgere, con un approccio generalista e non mirato che ha in qualche modo generato appiattimento e demotivazione e soprattutto il risultato poco utile per chi è stato chiamato ad assorbire nozioni completamente sganciate dai problemi quotidiani che poi doveva andare a risolvere nella propria attività lavorativa. E allora non c'è da sorprendersi se in questo contesto si è accreditata l'idea del dipendente pubblico come turista della formazione, alla cui spalle operano dei rappresentanti sindacali impegnati soprattutto a cercare di far sì che le risorse assegnate in sede di contrattazione integrativa non scendessero rispetto a quelle dell'anno precedente, quindi impegnare le famose risorse previste nella misura dell'1% della contrattazione nazionale per evitare ovviamente continue decurtazioni. Allora, il PNRR ovviamente si propone lo scopo di ribaltare questa visione con un approccio che è credibile se non altro perché ovviamente cambia l'impostazione, nel senso che finalmente ci sono delle risorse economiche senza precedenti da investire su questo capitolo di spesa, che promette di rigovernare la governance e la formazione a partire dal collegamento con i processi di reclutamento, ma anche con quelli di management pubblico. Mi limito qui a due battute e mi avvio verso le conclusioni dicendo che le iniziative, diciamo, previste al PNRR sono sfociate, oltre che in una serie, diciamo, di novità normative, anche in una serie di direttive del Ministro della Funzione Pubblica, il piano riformare l'APA, la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione che ha riqualificato espressamente la formazione come un diritto soggettivo, oltre che come un obbligo dei dipendenti pubblici, quantificandola in almeno 24 ore annue contro la media di meno di un'ora raggiunta negli anni passati. Si è poi molto insistito sulla priorità di diciamo, attivare percorsi formativi differenziati in base ai gap di competenze specifiche dei piccoli enti, e di operare la mappatura di questi, diciamo, gap all'interno del PIAO, nonché ovviamente assicurare l'alfabetizzazione digitale dei dipendenti attraverso anche la piattaforma del syllabus.
Anche la contrattazione collettiva, tutti i contratti collettivi della tornata 2019 del 2024 hanno attribuito una particolare rilevanza alla formazione, introducendo il principio della programmazione mirata delle attività formative, soprattutto diciamo, sui temi organizzativi e dell'innovazione tecnologica, ma soprattutto, molto interessante, hanno cercato di attribuire un collegamento più forte della formazione con i sistemi di valutazione delle performance, prevedendo che la formazione impartita ai dipendenti pubblici deve essere poi diciamo, sottoposta al sistema di certificazione delle competenze, prevedendo che questo sia un requisito anche per l'accesso alle progressioni economiche. Cito anche la preintesa recentemente approvata del contratto delle funzioni centrali per il triennio del 2022 e del 2024 che ha puntato sugli strumenti di age management, quindi per cercare di realizzare anche delle forme di scambio di competenze tra le diverse generazioni attraverso politiche formative peer-to-peer, cioè basate su momenti di affiancamento dei nuovi assunti e su forme di reverse mentoring da parte dei colleghi più anziani nei confronti di quest'ultimo. Qual è il punto? Qual è il problema? Il problema è che ovviamente se poi andiamo a leggere questi contratti collettivi ci accorgiamo che dietro tante formule altisonanti non sembrano esservi diritti realmente esigibili o disposizioni realmente precettive. Mi limito semplicemente a sottolineare il fatto che per esempio non è previsto l'obbligo formativo in sede di mutamento delle mansioni e questo evidentemente a differenza di quanto è previsto anche con una formula un po' più disimpegnata nel settore privato. Dall'altro lato, per migliorare l'attrattività dell'impiego pubblico, si è cercato di rivitalizzare i contratti formativi e sono state introdotte delle misure nel 2023 che prevedono un piano straordinario, diciamo, di reclutamento con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato, diciamo, riservati a giovani laureati, che però poi, se vengono visti nella loro concretezza, sono molto diversi nella disciplina rispetto al modello dei contratti formativi a causa mista nel settore privato e che sembrano, diciamo, suscitare l'impressione che si tratti più di contratti, diciamo, a termine con prova lunga finalizzati ad una successiva stabilizzazione nel ruolo dei funzionari che dei contratti con finalità formative vero e proprio. Ovviamente l'obiettivo è quello di favorire il rinnovamento generazionale nella pubblica amministrazione, ma il giudizio sulla loro riuscita è ovviamente rinviato e condizionato al modo in cui queste convenzioni che dovranno legare le università e le pubbliche amministrazioni saranno materialmente attuate, perché l'impressione in questo momento è che questo tipo di contratti serva soprattutto a cercare di far presto, cioè modalità di sembra che siano l'ennesimo canale di reclutamento semplificato in sede di selezione e volto ad accorciare i tempi per stare al passo con gli obiettivi del PNRR. Quindi questo è il quadro introduttivo, c'è moltissima carne al fuoco, io però diciamo, mi fermerei qui e lascerei direttamente la parola ad Anna Zilli che la girerà al professore Tiraboschi per il suo intervento proprio sul contratto di apprendistato e sulle sue diciamo, opportunità e criticità. Grazie. Un ringraziamento ancora al collega Riccobono e alla collega Riccardi per aver organizzato questo evento ed è con grandissimo piacere che posso introdurre il professor Tiraboschi e chi altro se non lui poteva parlarci di apprendistato e pubblica amministrazione. Professore, da parte mia e di tutto il gruppo di Clip, un grande ringraziamento, le lascio campo libero. Ringraziamenti di Rito per questo invito. Era anche un po' segnalare come la prospettiva del lavoro pubblico aiuti a inquadrare un tema classico, un tema storico come l'apprendistato da un punto di vista del tutto particolare, e questo è sicuramente un modo anche per portare nuova linfa dentro gli studi dell'apprendistato a cui mi dedico un po'. Dicevo anche che il collega Riccobono ha aiutato anche a inquadrare nei termini più corretti questo tema, perché in effetti noi siamo dentro un percorso, un ciclo che si occupa del tema della flessibilità nel lavoro pubblico, nelle pubbliche amministrazioni. Avevo seguito l'intervento introduttivo del 15 ottobre con il professor Boscati, il professor Garilli e poi altri relatori che guardavano con molto favore anche il tema del rilancio dell'apprendistato dopo vari tentativi che si sono susseguiti nel passato, però poi alla fine, e questa è un po' diciamo così la linea
attraverso cui cercherò di leggere questa tematica, l'impressione, ma anche che viene un po' rinforzata da un'analisi empirica che ho provato a condurre in queste settimane sulle sperimentazioni in atto, ci porta a dire che in effetti è uno strumento che allo stato non viene valorizzato per la valenza formativa, ma è un problema, un vizio anche nel settore privato, ma soprattutto per accelerare le prassi, le procedure del reclutamento. Io vorrei sviluppare 3 linee di riflessioni sostanzialmente. La prima per provare a capire di cosa stiamo parlando, no? Cos'è l'apprendistato in sé e nel lavoro pubblico, perché anche qui, visto che se ne parla da moltissimi anni, possiamo dire che è un tema un po' inesistente, quindi sono contento di questa opportunità in un ciclo di incontri così importante che si porta un po' di attenzione su questo tema che ha delle grandissime potenzialità che purtroppo nel nostro paese non vengono sviluppate. La seconda linea di ragionamento sarà volta a una ricognizione della normativa vigente nel settore pubblico e quindi un po' ricostruire lo stato dell'arte anche in una chiave storico-evolutiva, e questo poi mi porterà alla fine a fare qualche considerazione di metodo e anche qualche considerazione di sistema. L'apprendistato è uno strumento molto delicato, molto complesso, che impone sicuramente delle questioni di metodo su come analizzarlo, su come studiarlo, anche rispetto a delle sperimentazioni normative come quelle di cui parliamo oggi, ma porta anche a sviluppare delle considerazioni di sistema. Qui in realtà il maestro è il professor Garofalo. In una intervista di qualche mese fa sui 20 anni della legge Biagi aveva molto bene evidenziato come l'apprendistato non sia un banale contratto, tantomeno un contratto flessibile, ma che viva di logiche di sistema che sono legate al raccordo col sistema educativo formativo, col sistema della formazione, col sistema dei fondi interprofessionali o dell'abilità nel settore privato. Quindi cercherò di provare a alzare un po' la palla per dire che se parliamo di apprendistato, ecco, dobbiamo ricordarci che l'apprendistato comunque non può essere inteso come un contratto come gli altri, ma un mondo a sé, è un sistema. Quindi sulla prima linea di cosa stiamo parlando o perché se ne parla così poco, dobbiamo dire che l'apprendistato, come noto, viene da un passato molto glorioso, che un po' però zavorra ogni ragionamento sull'apprendistato. Io ricordo interventi di colleghi autorevoli, Umberto Romagnoli su tutti, un grandissimo studioso anche di queste tematiche, che parlava dell'apprendistato in termini di strumento decrepito perché intimamente collegato all'epoca delle corporazioni, delle gilde medievali, e questo è un passato glorioso che pesa molto anche sullo sviluppo, sul futuro dell'apprendistato, se lo intendiamo chiaramente non come contratto ma come sistema sociale, come istituzione sociale della costruzione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, come storicamente è stato e come storicamente ha consentito l'innovazione della tecnica, l'innovazione della tecnologia, no? Era proprio un sistema sociale molto ancorato con una certa concezione, una certa idea di società. Questo è un passato glorioso che un po' pesa, e quindi pensare all'apprendistato come allo strumento per modernizzare la pubblica amministrazione potrebbe sollevare e solleva non poche perplessità. Qui ricordo anche Lorenzo Zoppoli in un suo intervento sulla legge Biagi, che aveva un po' provato a rilanciare più di 20 anni fa il tema dell'apprendistato, dove c'era poi il problema dell'armonizzazione fra legge Biagi, settore privato e settore pubblico, che anche lì ricordava questo scetticismo attorno all'attualità di un'idea come quella dell'apprendistato, del rapporto fra giovane e maestro di bottega. E quindi è un tema che in sé è proprio marginale, basta prendere un manuale di diritto del lavoro, tranne che sia un manuale scritto da qualche appassionato della materia, ma sono pochissimi. L'apprendistato è un capitolo secondario marginale.
E peraltro, a mio avviso, ma abbiamo già spiegato rispetto a questo seminario il perché della collocazione nell'ambito della flessibilità del lavoro pubblico, ecco, anche nei manuali spesso è collocato male, inopportunamente. Colpa forse del Jobs Act, della riforma del 2015, che l'ha accorpato alle tipologie flessibili di lavoro, abrogando la disciplina che aveva condotto a realizzare addirittura un testo unico dell'apprendistato come sistema dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nel 2015 il legislatore del Jobs Act va a abrogare quella disciplina e l'accorpa con dei tagli, cuci e incolla, o forse un po' maldestri, dentro il testo organico delle tipologie contrattuali. Oppure l'apprendistato viene visto come uno strumento per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Spesso si dimentica che è uno strumento che vale anche per i percettori di sostegno al reddito, che vale anche quindi per lavoratori maturi, vale in Italia in questo modo, ma vale tantissimo in questo modo anche all'estero. E quindi dell'apprendistato c'è ben poco. Diciamo che dell'apprendistato si parla spesso, perché numerosissime sono le riforme legislative che intervengono su questo tema. Esce una legge, ne è uscita anche adesso una recente, che cerca di costruire le filiere tra il primo e il terzo livello di apprendistato, qualche commento spot, qualche commento su quello che è scritto in Gazzetta Ufficiale, e poi, una volta che il testo della riforma è pubblicato in Gazzetta, il silenzio su questo istituto. A maggior ragione questo vale per il settore pubblico. Io ho fatto una ricerca sulla banca dati del CNR di dottrina giuridica, compare un saggio sull'apprendistato negli ultimi 25 anni, quindi quasi nulla. Quando se ne parla, appunto, se ne parla a proposito della flessibilità, a proposito dei contratti a contenuto formativo, ma mai come sistema dell'apprendistato. E questo ci può portare un po' a dire che aveva ragione Franco Carinci, che scrisse un importantissimo saggio sull'apprendistato, e tu lavorerai come apprendista, sottolineando un grandissimo scetticismo sull'applicabilità dell'apprendistato nel settore pubblico. Vuoi per i tecnicismi che stanno dietro questo, ma Carinci parlava proprio di un codice genetico, di un DNA dell'apprendistato, che lo porta a essere elemento naturale nell'impresa privata, ma non invece nelle pubbliche amministrazioni. Quindi diciamo che la prima conclusione a cui giungo è che l'apprendistato rispetto al lavoro nelle pubbliche amministrazioni è un tema inesistente, ed è un tema che è tornato recentemente di moda, ma giusto rispetto ai proclami, quelli che Alessandro richiamava prima, no? Degli annunci sulla volontà di ringiovanire la pubblica amministrazione, di modernizzarla, di dotarla di competenze, professionalità, tanti annunci, ma poca sostanza, pochi studi, poca analisi, poca progettazione. Il recentissimo rapporto INAP sull'apprendistato non parla dell'apprendistato in lavoro pubblico, se non un capitolo che va a ricostruire la normativa di riferimento, quindi dice c'è questa normativa, un rapporto che è dedicato a dire a raccontare come funziona la normativa, quindi non c'è una narrazione su come queste riforme, queste sperimentazioni hanno funzionato. E devo dire che anche i rapporti CNEL, il rapporto sulla qualità e l'efficienza dei servizi erogati a cittadini e imprese dalla pubblica amministrazione, citano questa novità dell'apprendistato, parlando di giovani, parlando di modernità, di transizione digitale, di cambiamento demografico, ma non c'è dietro nulla, quindi è un tema sostanzialmente inesistente. E allora, di fronte a un tema inesistente, sicuramente vale la pena fare una ricognizione del dato normativo per capire perché siamo ancora qui oggi, dopo tanti anni, a parlare di apprendistato e lavoro pubblico, a parlare nel nostro seminario, ma senza che questo poi generi un grande interesse. Io ricordo solo un'intervista del ministro Zangrillo che parlava dell'urto degli apprendisti rispetto a iniziative di assunzione e di reclutamento di numeri importanti. Io posso già anticipare
uscirà a breve un working paper ADAPT curato con una ricercatrice di Siena, la dottoressa Papini, e col direttore di ADAPT, Matteo Colombo. Abbiamo monitorato tutti i bandi usciti nelle due sperimentazioni in atto 2021 e 2023. Abbiamo 20 dottorati di ricerca in apprendistato per la prima sperimentazione, 75 contratti banditi per la seconda sperimentazione, quindi praticamente il nulla. E dico il nulla non per essere scettico o distruttivo o per segnalare rispetto a quella giusta osservazione di Franco Carinci su un diverso DNA che ha l'apprendistato, che nasce nell'impresa, che nasce nell'artigianato, che nasce nella bottega rispetto alle dinamiche e alle logiche della pubblica amministrazione. Io posso richiamare i dati recentemente pubblicati dal Ministero del Lavoro francese che segnalano come l'apprendistato sia una realtà nelle pubbliche amministrazioni francesi. Siamo solo al 3%, ma in Francia parliamo di quasi 1 milione di apprendisti, siamo al 3%, un trend in crescita, molto più forte la crescita dell'apprendistato nel settore pubblico che nel settore privato, e lo scorso anno, a fronte dei quasi 100 contratti stipulati in Italia, peraltro non sempre contratti, perché talvolta sono nelle formule ibride che poi vedrete in questo working paper, almeno leggendo i bandi, in Francia sono stati più di 25.000 i contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni, soprattutto a livello decentrato e soprattutto nella sanità. Questo per dire che probabilmente, anzi sicuramente è vero, che l'apprendistato ha un suo DNA, una sua matrice, ha una sua genesi nella fabbrica, nell'impresa, nei luoghi di lavoro, ma che non c'è una incompatibilità ontologica con le dinamiche della pubblica amministrazione. Qui basterebbe richiamare il rapporto Giannini del 79 per dire che è da un po' che noi ci sbattiamo la testa su capire come innovare i meccanismi di reclutamento e selezione del lavoro pubblico, e l'apprendistato ha tutte le caratteristiche, ha tutte le potenzialità. Il punto quindi è ricostruire la normativa per capire se la normativa ha dei vincoli, dei limiti, dei difetti, delle problematiche, tema che è presente anche nel dibattito nel settore privato. Spesso si dice che l'apprendistato non funziona perché è un contratto complesso, oneroso, difficile da gestire burocraticamente. A me pare piuttosto che sia un po' il contrario: l'apprendistato non funziona perché impone un piano formativo, perché impone la fatica di formare una persona e quindi di farlo intenzionalmente, secondo procedure definite. E se non c'è questo è evidente che c'è grande improvvisazione, e quindi poi l'operatore, il datore di lavoro, pensa che sia solo burocrazia, quello che invece è un impianto che in altri paesi peraltro funziona benissimo. Se voi chiedete ai colleghi tedeschi qual è la ricetta, la regola aurea dell'apprendistato, ti dicono è la pubblica amministrazione che funziona in maniera efficiente e aiuta a sostenere questi percorsi di integrazione tra formazione, scuola, università e mercato del lavoro. Quindi vale la pena ricostruire la normativa e arrivare a queste recenti sperimentazioni proprio per capire se non ci sia qualche problema o qualche difetto o semplicemente qualche dimenticanza. Ecco, detto che la legge storica dell'apprendistato, la 55 del 1955, effettivamente era una legge incentrata sul lavoro nell'impresa. Io mi ricordo il bellissimo volume di Varesi che si interrogava sull'applicabilità o meno, che è un tema storico molto dibattuto, dell'apprendistato fuori dall'impresa. Ecco, la legge del 55 sicuramente aveva quella concezione e quella configurazione, però poi ci ricordiamo 1997, legge 196, nota fra di noi come legge Treo, all'articolo 16,1, diceva che l'apprendistato si può applicare in tutti i settori di attività, in tutti i settori. Quindi il primo tentativo di estendere l'apprendistato, chiaramente a quell'epoca si cercava di estenderlo all'agricoltura, al settore bancario. Lo stesso libro di Varesi del 2001 non insiste sull'apprendistato nel lavoro pubblico, perché allora forse era ancora qualcosa di inconcepibile, non c'era ancora un forte rilancio. Questo si è avuto con l'intervento della Corte di Giustizia europea, che ha escluso i contratti di formazione del lavoro al settore privato. Però diciamo che il primo tentativo è questo. Chiaramente poi la legge Treo apriva una delega al governo
per riformare radicalmente i contratti a contenuto formativo, la delega non è stata coltivata. Io ricordo che quella legge aveva alle spalle un robusto, un bellissimo patto sociale, il patto sul lavoro del settembre del 96, se non sbaglio, che proprio vedeva nell'apprendistato una leva dell'incontro tra domande e offerte di lavoro, che si riagganciava poi al protocollo Giugni-Ciampi del 93, che rivisitava le relazioni industriali in funzione della produttività, della dotazione di competenze, di un raccordo fra sistema produttivo e sistema della formazione e del mercato del lavoro. Quindi il primo passaggio sta in questa legge che immaginava questa revisione complessiva, e questa formula, l'apprendistato può trovare applicazione in tutti i settori, la troviamo poi negli articoli 48, 49, 50 del decreto 276 del 2003, la legge Biagi, il decreto attuativo della legge Biagi, che appunto prevedeva l'applicabilità in tutti i settori, quindi compreso il settore pubblico, dell'apprendistato. In questo caso la norma di chiusura dell'articolo 86 rinviava a un'iniziativa del Ministro della Funzione Pubblica, sentite le parti sociali, per avviare le procedure di armonizzazione. Avendo un po' seguito da vicino quella fase, diciamo che ci si era scordati che la legge Biagi poteva trovare applicazione per delega solo nel settore privato, e quindi l'articolo, il comma finale che andava a chiudere l'articolo 86 cercava di mettere una pezza, ma maldestra, tanto vero che quella previsione non è stata mai coltivata. Però era una previsione importante, a differenza delle recenti sperimentazioni e anche del Jobs Act, perché immaginava l'estensione dell'apprendistato al settore pubblico, anche al settore pubblico, in tutti i suoi livelli tipologici, quindi compreso anche l'apprendistato di primo livello. Sappiamo che adesso invece il legislatore ritiene estensibile, armonizzabile solo l'apprendistato professionalizzante, quello di secondo livello, e l'apprendistato di alta formazione e ricerca, ma esclude radicalmente l'utilizzo dell'apprendistato di primo livello, che è un gioco d'anticipo e in un gioco anche volto diciamo così, a intervenire sui cambiamenti demografici, orientando le scelte educative e formative anche di lavoro in giovane età, in giovanissima età. È una leva da non sottovalutare, il famoso apprendistato duale, sistema tedesco, più o meno, se possiamo fare questo richiamo a livello comparato, che comunque è inopportuno. Quindi diciamo che dopo la legge Treu, dopo la legge Biagi, arriviamo al testo unico del 2011, dove c'è una previsione esplicita, proprio pensata per l'apprendistato, per l'estensione, che poi è stata copiata, incollata e messa nel Jobs Act del 2015. Cos'è cambiato, diciamo, in questa fase? È cambiato semplicemente anche, diciamo così, una concezione e configurazione dell'apprendistato rispetto al già richiamato intervento prima della Commissione europea, poi della Corte di Giustizia, che ha ritenuto il contratto di formazione lavoro, la disciplina relativa al contratto di formazione lavoro, integrare un aiuto di Stato, e quindi ha creato un doppio binario. Il contratto di formazione lavoro viene escluso nel settore privato, ma espressamente, ci sono anche circolari ministeriali che lo documentano tempestivamente, viene confermato per il settore pubblico, mentre per il settore privato non è più possibile, e inizia la rincorsa a degradare la vecchia idea, la gloriosa idea di apprendistato, in un contratto di inserimento con poca formazione. L'apprendistato che oggi noi usiamo nel 98% dei casi, quello di secondo livello, ha un monte ore ridicolo, che è molto lontano dall'idea della costruzione di mestieri attraverso il ruolo delle parti sociali. Quindi in questa fase si crea questo doppio binario. Io ho provato a recuperare da ARAN anche i dati rispetto all'uso del contratto di formazione lavoro. Diciamo che il contratto di formazione lavoro mediamente non supera le 1000 unità, mi pare che nell'ultimo anno siamo sulle 1000 unità, c'è stato un picco non so quando, non so come e perché, nel 2006,
con un picco di 6.000 unità di contratti di formazione lavoro, ma diciamo che i contratti a contenuto formativo non hanno avuto comunque spazio, sviluppo, progettualità dentro il settore pubblico. E quindi abbiamo ereditato, e l'ha ereditato il Jobs Act del 2015, questa situazione di attesa, per cui nel pubblico rimane il contratto di formazione lavoro in attesa che entri a regime l'apprendistato, nel settore privato non c'è più il contratto di formazione lavoro, dilagano i tirocini extracurricolari e uno spazio viene lasciato all'apprendistato che però le rilevazioni INAP e prima ISFOL ci dicono non decollare per la qualità dei contenuti formativi, per la quantità delle ore di formazioni, per i percorsi formativi. Possiamo solo dire che si è registrata in questi anni, dalla legge 3 o in avanti, una fortissima applicazione, quindi una fortissima apertura verso settori che fino allora non usavano l'apprendistato, il terziario, la stessa industria, ma non c'è stata un decollo di alcun tipo dell'apprendistato nel settore pubblico. Qui va richiamata la normativa di riferimento che è contenuta nell'articolo 47,6 del decreto 81 del 2015, che prevede appunto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri molto complicato, perché devi parlare col Ministro del Lavoro, il Ministro della Funzione Pubblica e soprattutto col Ministro delle Finanze per i costi di questa armonizzazione che deve avvenire a costo zero. Quindi questo credo confermi un po', parliamo di una riforma, la legge 3 del 97, siamo arrivati al 2015, ad oggi non è stata portata a regime quella riforma. Le due sperimentazioni di cui parlavo, su cui magari affronterò un attimo adesso qualche piccolo dettaglio tecnico, sono andate in deroga alla normativa ordinaria, non sono state un'attuazione come l'articolo 46,7 del decreto 81 del 2015 aveva previsto. E quindi questo credo che sia segno non di superficialità o altro, ma proprio di una diffidenza verso l'apprendistato, che molti vorrebbero addirittura cambiare di nome, perché è un nome vecchio, come se l'apprendistato, lo stare sotto qualcuno che ha qualcosa da insegnarti, sia un qualcosa di un altro secolo, di un'altra epoca, ma che se è già visto con diffidenza nel settore privato, figurarsi nel settore pubblico. Quindi perché non si applica nel settore pubblico? Non si applica probabilmente nel settore pubblico perché nel settore pubblico, anche per le normative sul reclutamento, non ci sono quelle valvole di sfogo che nel settore privato si sono create attraverso un uso strumentale e distorto dei tirocini formativi dello stesso apprendistato. Quindi è noto che l'apprendistato nel settore pubblico non è oggi uno strumento apprezzato, usato, sviluppato per la sua valenza formativa e anche di qualità del lavoro e anche di produttività del lavoro, ma viene usato semplicemente per i vantaggi economici, per gli incentivi che vengono messi in gioco come formula flessibile. Basta poi anche andare a vedere i rapporti INAP per vedere quanto poco durino questi contratti, nonostante possano durare fino a 3 o 5 anni, e che questi contratti non hanno poi un radicamento significativo presso il datore di lavoro che forma questi lavoratori, quindi vengono usati proprio come forme di lavoro temporaneo in moltissime ipotesi, e senza nulla togliere alle tante importanti sperimentazioni, iniziative di successo. Quindi veniamo ai nostri giorni, veniamo al decreto reclutamento, al decreto 80 del 2021 e poi al decreto 44 del 2023. Sono due sperimentazioni diverse, la prima molto complicata perché ci sono voluti poi anni per la sua attuazione, doveva applicare nel settore pubblico l'apprendistato di secondo livello, di terzo livello, guardando i bandi, che è facile reperire perché si va sul portale della pubblica amministrazione. Siamo in totale a 20 posizioni di dottorato, dove peraltro non sempre c'è un contratto di apprendistato. Come diceva prima Alessandro, l'impressione
è che siano formule rapide e veloci di ingaggio e di reclutamento temporaneo di personale, dove c'è un piano formativo eventualmente, ma non sempre, dove non sempre c'è un contratto di lavoro, dove non sempre c'è una durata del percorso formativo e del piano formativo presso quella stessa amministrazione. Quindi sono bandi molto grezzi, con tempistiche molto brevi, cioè veramente si va più a premiare la velocità. Spesso sono bandi che vanno a pescare graduatorie di percorsi di dottorato già attivi, perché non si è fatto in tempo a allinearsi alle procedure e ai tempi annuali dei dottorati, quindi hanno partorito 20 contratti di apprendistato, pur avendo un campo d'applicazione enorme. E quindi questo porta anche a dire che non c'è stato poi un ripensamento di quei canali, gli strumenti convenzionali di raccordo fra pubblica amministrazione e università, percorsi di alta formazione, dalle lauree triennali, specialistiche, master e gli stessi dottorati. Lo stesso diciamo che può dirsi per la sperimentazione del 2023, il decreto 44, qui è già stato detto, se non sbaglio, che addirittura la deroga non è solo sulla normativa vigente, ma è una deroga anche sulla concezione bifasica dell'apprendistato come contratto a tempo indeterminato, che ha una sua durata per quanto riguarda la parte formativa. Questi sono veri e propri contratti a termine, come è avvenuto e come avviene per i contratti di formazione e lavoro, rispetto ai quali poi si aprirà il classico problema delle stabilizzazioni, ma non è dato possibile capire l'implementazione effettiva, ma guardando i bandi sono 75 posizioni, metà delle quali per Regione Lombardia. Sono pochissime posizioni, peraltro anche qui guardando i bandi qualche perplessità viene fuori, perché detto che sono sulle funzioni locali e sono sulla sanità in prevalenza, sono per figure tendenzialmente alte, medio-alte, rispetto alle quali è difficile immaginare un percorso di vero e proprio apprendistato, nel senso che l'apprendistato, quando guardiamo i contratti collettivi del settore privato, è escluso per le qualifiche di più basso livello e per quelle di medio-alto livello. Ci deve essere un percorso. Qui nei bandi della formazione si parla poco e si parla male, e ci sono dei difetti di cui poi parlerò alla fine in termini di conclusioni di sistema. Diciamo che la riflessione giuridica, giuslavoristica, a questo punto potrebbe anche fermarsi qui, no? I pochi commenti, per lo più sulla stampa specializzata, non sulle nostre riviste, hanno guardato con favore. Chi non può non guardare con favore un investimento sui giovani, un investimento sulle competenze, la professionalità, lo svecchiamento della pubblica amministrazione, la modernizzazione? Benissimo. Però al di là di questi slogan, diciamo che poi non ci sono state analisi. Io spero che INAP il prossimo anno si faccia carico di questa analisi, è un rapporto INAP-INPS, quindi possono poi andare a controllare effettivamente quello che è successo rispetto anche a queste esigue sperimentazioni. Però diciamo che la dottrina non si è interessata, se non per dire guardiamo con favore che comunque qualcosa si muova. La contrattazione collettiva è stata silente, qui molto di più di quello che diceva Alessandro, no? Di clausole un po' vuote, inesigibili, qui proprio non c'è niente. Diciamo che gli unici accordi che ho trovato, che però hanno una loro logica ben precisa, sono l'Agenzia del Demanio, che opera nell'ambito della pubblica amministrazione ma in regime privatistico. E lì ci sono due accordi, del 2013 il primo e del 2020 il secondo, molto ben congegnati, che consentono un utilizzo convinto, vero, di questo strumento. Però anche qui proprio non c'è nulla. E allora la prima riflessione, che poi anticipa anche alcune conclusioni, ma è bene dirlo qui, visto che è già stato detto, no? Ma di cosa stiamo parlando? È apprendistato? È vero apprendistato? È qualcos'altro? Ci sono tanti elementi da portare ancora alla riflessione nel tempo che mi rimane, quindi ancora, se ho capito bene, un quarto d'ora per chiudere il ragionamento, quindi non voglio bruciarli e anticiparli subito, no? Però è evidente che non è tanto l'andare in deroga al regime ordinario o l'averlo immaginato come un contratto a termine rispetto a un contratto a tempo determinato. Io ricordo
che nello stesso settore privato c'è l'apprendistato a termine per i lavori stagionali e ciclici, che è usato nel turismo, quindi non è un'eresia, e anzi si è molto dibattuto prima che il testo dell'apprendistato affermasse nero su bianco che un contratto a tempo indeterminato, se fosse o meno un contratto a tempo indeterminato. Quindi non è tanto il problema della durata del contratto, della deroga, ma sempre richiamando l'insegnamento di Mimmo Garofalo, è l'avere mancato il raccordo fra due sistemi, il sistema legislativo e il sistema di contrattazione collettiva. L'apprendistato funziona se c'è un sistema di contrattazione collettiva che lo sviluppa, che lo implementa, che costruisce quegli snodi del raccordo che lo rendono operativo non come singolo contratto, non come singolo piano formativo, ma come modalità del reclutamento, dell'incontro da domanda offerta di lavoro per un settore dell'economia. Qui l'impressione è che siamo grosso modo a replicare schemi minori come i CFL, ma sicuramente anche i tirocini, dove tutto ruota attorno a un piano formativo che una pubblica amministrazione si inventa per poter fare entrare qualche giovane al proprio interno, senza che questo piano formativo sia agganciato a un sistema. E poi dirò cosa intendo per questo sistema. A questo punto io vengo un po' a qualche conclusione, nel senso che in letteratura ci si fermerebbe qui. Però, come dicevo prima, nel ringraziare per questo invito, l'occasione è molto ghiotta, perché appunto parlare di apprendistato e lavoro pubblico ribalta molto la prospettiva, l'angolo visuale, e consente di dire delle cose nuove, che poi siano giuste o meno, questo lo possiamo discutere, lo discuteremo, però sicuramente questo è un ambito che mi affascina un poco, perché ci invita a interpretare il ruolo dei giuristi un po' diversamente. Magari molti di voi, molti di noi si sono dilettati durante le vacanze natalizie a leggere l'ultimo libro di Sabino Cassese, no? Varcare le frontiere, la ricerca di percorsi interdisciplinari meno formalistici. Io da un po' che cito Cassese come per la sua teoria, no? Che è una teoria che in realtà risale a una sua monografia di 30 anni fa, secondo cui è errata l'affermazione che il diritto si studia soltanto con metodo giuridico. Perché se noi ci fermiamo alla letteratura o ai rapporti istituzionali, noi non possiamo che dire bell'idea di sperimentare l'apprendistato nel lavoro pubblico proprio per le finalità che vengono annunciate. Se però noi usciamo dal dogmatismo, usciamo dalla previsione normativa e andiamo a vedere cosa è successo, riusciamo forse a capire che fra l'annuncio e la progettazione ci sono stati grandissimi errori tecnici e anche errori di scarsa o nulla comprensione di che cos'è l'apprendistato. Quindi la prima sfida è una sfida di metodo, e questo spiega perché, grazie all'aiuto di questi due ricercatori che mi hanno affiancato, perché è un lavoro faticoso, impegnativo, che pone anche poi di contattare le singole amministrazioni che a volte rispondono, a volte non rispondono, siamo riusciti a fare una mappatura di questi bandi, di queste sperimentazioni, e di come quindi le amministrazioni hanno inteso questa apertura sull'apprendistato. E quindi i numeri ve li ho già dati, sono numeri esigui rispetto al caso francese, ma in assoluto meno di 100 contratti, e questi studi hanno evidenziato moltissimi di quei difetti tecnici che portano poi a formulare una domanda di fondo: ma perché dal 1997 il legislatore non attua il regime ordinario dell'apprendistato nel settore pubblico e al limite si muove al margine con iniziative sperimentali? Se l'iniziativa sperimentale, dove peraltro i decreti attuativi vanno in surroga alla contrattazione collettiva, è evidente che non c'è la volontà o la capacità politica di creare un sistema
dell'apprendistato per il settore pubblico, e quindi svuotato l'apprendistato, il singolo contratto, del contesto in cui deve operare, è evidente che non può che morire, e le sperimentazioni in atto di questi bandi ce lo confermano in maniera inequivocabile. Cioè, qui in realtà il tema è molto complesso, no? Perché tutti noi ancora immaginiamo l'apprendistato come un contratto di lavoro come gli altri. È lo stesso legislatore che ci dice che è così nel testo organico del 2015, ma c'è chi sta provando da anni a documentare e a spiegare che non è così, o comunque che non potrebbe essere così, che l'apprendistato è qualcosa di più prezioso. E devo dire che l'introduzione di Alessandro al mio intervento ha collocato nella giusta dimensione, ma non esiste un protocollo sull'innovazione e la coesione sociale nel lavoro pubblico del 2001 che individua fra i pilastri del rinnovamento della pubblica amministrazione questo diritto soggettivo alla formazione, il ripensamento di sistemi di qualificazione, inquadramento del personale anche nel settore pubblico, gli ordinamenti professionali, i profili di carriera. Beh, l'apprendistato è in questo capitolo. È vero che noi possiamo usarlo alla stregua di un contratto flessibile, di un contratto temporaneo, cercare la soluzione più comoda, ma dal punto di vista storico, evolutivo e dell'esperienza comparata di altri che ci offrono altri ordinamenti giuridici, l'apprendistato è anche altro, è anche molto di più, ha delle potenzialità incredibili che non sono ontologicamente lontane dalle esigenze di modernizzazione anche del settore pubblico e non solo del settore privato. Allora, qual è il difetto di fondo? Come ho provato a dire prima, il difetto di fondo credo non sia solo e tanto nel dire opera in deroga, è un contratto a termine, spesso non c'è il contratto, è un semplice piano formativo, ma che l'apprendistato, qui adesso potremmo aprire un capitolo enorme perché ancora tutti noi diciamo, scriviamo che è un contratto causa mista. Io sono molto contrario a questa impostazione che confonde tipo e causa del contratto. È uno strumento diverso dal contratto causa mista, perché non è che c'è lavoro e poi c'è formazione, è un'integrazione tra percorsi educativi formativi e lavoro, quindi un apprendimento in contesti di lavoro, in contesti produttivi, ma la sua finalità è quella di conseguire una qualifica professionale o una qualificazione a fini contrattuali o anche una qualifica del sistema educativo formativo, del primo livello o del terzo livello. Questo è quello che è mancato e che mi porta a dire che non stiamo parlando di apprendistato. Le sperimentazioni hanno avviato percorsi chiamati apprendistato, ma che sono affidati alle amministrazioni in maniera isolata, senza che l'amministrazione possa agganciare il piano formativo, il percorso formativo, alla costruzione di un profilo professionale che risponda a uno standard professionale, quindi a una qualifica contrattuale, e che a sua volta abbia uno standard formativo. La previsione normativa più sottovalutata, meno studiata e più importante dell'apprendistato è infatti l'articolo 46 del testo organico dei contratti, il decreto 81 del 2015, che si chiama Standard professionali e standard formativi, che è la previsione di raccordo e integrazione fra sistema educativo formativo, sistema dei fondi interprofessionali e sistema del mercato del lavoro, che poi dovrebbe chiudere, lo accennava prima Alessandro, al tema della certificazione delle competenze. Come si fa a fare vero apprendistato non solo nel pubblico, ma anche nel privato, se non è applicata, sviluppata e agganciata dentro i sistemi di inquadramento e classificazione dei contratti collettivi questa visione di sistema dell'apprendistato, per cui io assumo un apprendista e devo agganciare il suo percorso, quando scrivo il piano formativo, a uno standard professionale, perché deve acquisire una qualifica contrattuale. E questa qualifica contrattuale, valutate le caratteristiche del soggetto che viene assunto, impone un itinerario, un percorso di apprendimento che è caratterizzato da uno standard formativo, che non sono le ore,
ma il contenuto, l'intelligenza, la formazione, l'apprendimento, la verifica del percorso dentro quel monte ore. Non è semplicemente avere un monte ore 1 ora, 8 ore, 24 ore, ma avere un monte ore che è legato al sistema della formazione. Qui il maestro è Mimmo, poi magari vorrà dire qualcosa anche lui, però è chiaro che questo mi porta a dire che non abbiamo applicato in queste sperimentazioni il vero apprendistato e che quindi non si è rivelata una buona idea quella, ripeto, dal 97 in avanti, di dire facciamo prima a fare una sperimentazione in deroga che attuare finalmente con fatica, sentendo le parti sociali e immaginando gli snodi del raccordo, dell'armonizzazione, avviando questa applicazione come consente il legislatore da molti anni a questa parte anche al settore pubblico. Questo perché? Perché i contratti collettivi mai interverranno se non c'è una previsione normativa che apre loro uno spazio per capire come costruire questi percorsi e come rivisitare le famiglie professionali, come rivisitare i sistemi di classificazione e inquadramento professionale, cosa che nel settore privato qualche sistema di contrattazione collettiva ha cominciato a fare e a fare con un certo successo. Quindi rimaniamo in questa situazione di attese e di speranze deluse. Non è la prima volta che capita nel diritto del lavoro, ma è sicuramente da annoverare tra le occasioni mancate per rivitalizzare un po' la riflessione giuridica, per rivitalizzare il metodo con cui noi studiamo queste tematiche e anche ripensiamo i percorsi di reclutamento, selezione, che come diceva prima Alessandro non possono rimanere soffocati in questa vecchia concezione anche dei percorsi formativi, ma che devono avere molto a che fare col tema dell'organizzazione della pubblica amministrazione e che quindi poi impongono delle metodologie un po' innovative che non possono fermarsi al combinato disposto e alla previsione normativa. Io ho terminato e vi ringrazio. Grazie al professor Tiraboschi che ci ha dato quello che avevamo chiesto, e cioè davvero un punto di vista importante, alto e completo su un tema che ora passa alla gestione del professor Domenico Garofalo, plurimamente avvocato e presidente della nostra associazione. Grazie professore, è un piacere averla qui a Clip. Presente, buonasera a tutti. Allora, parto un attimo da un'affermazione che ha fatto Michele poco fa, che sostanzialmente continuare a definire l'apprendistato un contratto a causa mista è probabilmente un errore. E devo dirgli che, sia pure essendo partito anni fa da un'idea diversa, credo che l'affermazione di Michele abbia un notevole fondamento. In che senso? Nel senso che la formazione del prestatore di lavoro è entrata o sta entrando a tutti gli effetti nel sinallagma contrattuale. Diciamo che lo schema tipico è lo scambio, retribuzione contro prestazione, e devo dirvi che rispetto a questo schema tipico l'atteggiamento delle parti, probabilmente anche del lavoratore, quindi non soltanto del datore di lavoro, è quello di vedere tutto ciò che è estraneo allo scambio secco tra prestazione e retribuzione come qualcosa di inutile, di fastidioso, di oneroso, soprattutto sul versante datoriale. Ecco, questo schema è ormai entrato in crisi. Ha provveduto a farlo entrare in crisi innanzitutto l'obbligazione di sicurezza, che non è affatto secondaria rispetto all'obbligazione retributiva, e credo che adesso sia il turno della formazione del lavoratore. Mutuando un'espressione usata qualche anno fa da Simonetta Renga a proposito della disciplina della NASPI, è un po' la vendetta della formazione del lavoratore, della formazione professionale. E quindi dobbiamo in qualche modo capire qual è il ruolo all'interno del sinallagma contrattuale, perché questo è l'approccio che voglio utilizzare questa sera, della formazione. È un tema complesso, devo dire che sicuramente
aiuta a svilupparlo la bellissima, non bella introduzione di Alessandro Riccobono. Devo dire che a un certo punto ho temuto che continuando avrebbe assorbito il mio intervento, poi per fortuna si è fermato e quindi ho qualche cosa da aggiungere a quello che ha detto lui. È un tema complesso perché appunto incrocia non solo una serie di profili di carattere giuridico, ma soprattutto incrocia anche il classico, solito, delicato problema di incrocio tra le fonti. Da un lato le fonti legislative ma anche amministrative e pattizie, dall'altro lato la contrattazione collettiva. E quindi l'interrogativo di fondo è: la formazione professionale costituisce un diritto o un obbligo del prestatore di lavoro pubblico? Io dico che in alcuni casi è un diritto, in alcuni casi è un obbligo. C'è un caso in cui pacificamente assomma le due posizioni giuridiche, quindi è un diritto e un obbligo, che è appunto il tema della sicurezza al quale ho fatto riferimento prima. Interrogativo diritto versus obbligo fondamentale anche per capire poi quali sono le ricadute sul rapporto di lavoro in termini di risarcimento del danno ove violato il diritto del lavoratore, oppure di responsabilità disciplinare quando il lavoratore viola l'obbligo appunto di recepire, di aderire alle richieste di formazioni che gli provengono da parte del datore di lavoro. Nella relazione che vado a sviluppare mi sono avvalso di un documento che segnalo a tutti ove fosse sfuggito, che è il fascicolo 16 del 2024 della collana CNEL, Casi e materiali di discussione, mercato del lavoro e contrattazione collettiva, il cui fascicolo 16 si intitola in maniera emblematica Diritto soggettivo alla formazione al lavoro pubblico, una rassegna ragionata delle previsioni legali e contrattuali, curata appunto da Michele e dal dottor Improta del CNEL. È stato un documento utilissimo perché in maniera molto puntuale i due curatori hanno messo in fila le norme di legge, ma anche appunto in fonte pattizio amministrativa, che hanno dato un po', dettato le regole nell'ultimo quinquennio in tema di formazione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e poi una utilissima rassegna di contratti collettivi. Sono esaminati i 5 più importanti: sanità, enti locali, funzioni centrali, e anche un riferimento al contratto dell'istruzione della vita. Quindi un documento utilissimo perché appunto fornisce un valido supporto a chi voglia approfondire questo argomento. Allora, parto dalle fonti legali. Le norme e i principi fondamentali contenuti negli articoli 1 e 7 del testo unico li ho già citati Alessandro, e quindi glisso su questo argomento. Aggiungo soltanto l'articolo 57 che appunto all'interno del principio delle pari opportunità inserisce anche l'accesso alla formazione professionale. Uno strumento fondamentale in tema di formazione dei dipendenti pubblici è il PIAO, disciplinato, come sappiamo, dal decreto legge 80 del 2021, il piano integrato di attività e organizzazione. E diciamo che quando parliamo di piani formativi non è assolutamente possibile prescindere appunto dal PIAO, un PIAO che, come sappiamo, ha una durata triennale con aggiornamenti annuali, e all'interno del PIAO la pubblica amministrazione deve anche indicare qual è la politica formativa che intende adottare e soprattutto individuare quali sono gli obiettivi che attraverso la formazione si vuole realizzare nel periodo preso in considerazione. Quindi un documento importante. Ricordo che nel decreto legge 80 c'è poi una norma ad hoc che riguarda i disabili, Rectius, i portatori di condizioni di disabilità secondo la più recente nomenclatura utilizzata dal legislatore, e ovviamente per i disabili, scusate se uso la vecchia espressione, c'è appunto un percorso mirato che tenga conto appunto nella somministrare la formazione della condizione di disabilità di cui questi soggetti sono portatori. Ecco, all'interno del piano c'è una sezione dedicata alla formazione che sostanzialmente cammina su 4 gambe: individua gli obiettivi, le risorse, le metodologie
e poi anche la possibilità di utilizzare per lo sviluppo delle attività formative anche personale interno che sia ovviamente in possesso delle capacità idonee per lo svolgimento di questa attività. Un ruolo importante è l'Osservatorio Nazionale del Lavoro Pubblico, che ha una funzione di promozione e di indirizzo per la formazione e la valorizzazione del capitale umano. Nella disciplina alla definizione del contenuto del PIAO ha provveduto il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, numero 132, che sostanzialmente contiene il regolamento sul piano integrato. E all'interno appunto di questa disciplina regolamentare adottata con il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione sono appunto individuati quelle che sono le linee strategiche del piano triennale, e quindi le priorità strategiche da un lato, le risorse interne ed esterne disponibili, le misure volte a incentivare e favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e di qualificazione del personale laureato e non laureato, e poi gli obiettivi e i risultati attesi. In questa rinnovata cornice sicuramente il riferimento strategico per la programmazione degli interventi formativi è il PNRR, che come sappiamo attribuisce alla formazione il ruolo di leva strategica per la modernizzazione della pubblica amministrazione e soprattutto qualifica la formazione come diritto dovere, come diritto obbligo del pubblico dipendente. Nel PNR quindi è indubbio che la formazione ha un ruolo centrale e per i dipendenti la formazione e la riqualificazione costituiscono un diritto soggettivo ma allo stesso tempo un dovere. Per le amministrazioni la formazione e la riqualificazione del proprio personale costituisce un investimento organizzativo necessario e una variabile strategica non assimilabile a mera voce di costo. Ritorno appunto alla notazione che facevo prima. Dopo aver individuato quali sono le criticità, le cause della ridotta efficacia della formazione, si passa a individuare quali sono appunto i contenuti. Quindi il PNRR richiama l'attenzione dell'amministrazione sulla necessità di attivare percorsi formativi non indifferenziati, ma appunto distinti, differenziati per target di riferimento, ovviamente partendo dalla preventiva rilevazione appunto dei gap di competenze rispetto agli interessi strategici della pubblica amministrazione. Quindi una formazione che appunto deve realizzare l'obiettivo, deve assecondare l'obiettivo della modernizzazione della pubblica amministrazione, e proprio in questa prospettiva sono individuati anche i requisiti di successo, che sono la progettazione, la velocità di progettazione e di erogazione, la qualità dei contenuti, la certificazione delle competenze acquisite all'esito dei percorsi formativi e quindi in ultima analisi l'utilizzazione della formazione quale leva strategica per rafforzare e sviluppare il senso e il valore pubblico del lavoro nella pubblica amministrazione da parte dei suoi dipendenti. Ora, senza soffermarmi troppo sui contenuti appunto sull'attenzione che il PNRR dedica alla formazione, va detto che una posizione di rilievo all'interno dei percorsi formativi sicuramente assume l'acquisizione di competenze digitali, e c'è un meccanismo di registrazione delle amministrazioni che fossero in ritardo su questo versante sulla piattaforma Syllabus costituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. Nel Syllabus sono descritte ben 11 competenze digitali. Ovviamente le 11 competenze poi danno un po' il metro del livello di competenza acquisito da parte del dipendente pubblico. Competenze digitali, è inutile dirlo, fondamentali soprattutto e anche per i lavoratori che svolgono la propria attività da remoto, penso ovviamente al lavoro agile. Gli obiettivi sono anche temporizzati, quindi c'è una specie di cronoprogramma
per cui c'è una scansione temporale che secondo le indicazioni dovrebbe già essere a buon punto, ma sul piano poi dell'attuazione pratica onestamente non mi sento di dire mezza parola. Diciamo che una percentuale di personale pari al 25% avrebbe dovuto conseguire l'obiettivo formativo entro il 31 dicembre scorso e un altro 20% nel 31 dicembre di questo anno appena iniziato. Ora, sugli obiettivi che sono formativi, che sono indicati nel PIAO, devono essere appunto dettagliati per macro aree tematiche, per target di soggetti beneficiari e poi in relazione alle metodologie utilizzate. È indicata anche la misura minima del pacchetto formativo che dovrebbe essere di almeno 24 ore di formazione su base annua. Un elemento qualificante del piano formativo è la misurazione dei risultati conseguiti e diciamo che nella misurazione dei risultati conseguiti vanno utilizzati alcuni indicatori che sono indicatori di output di realizzazione, ma anche indicatori di outcome per l'impatto che l'attività formativa ha realizzato. Sottolineo che le ricadute delle iniziative formative alle quali partecipano i dipendenti pubblici o dovrebbero partecipare sono ricadute importanti in termini di valutazione della performance del dipendente pubblico, il che rileva anche ai fini delle progressioni alle quali vanno incontro, alle quali aspirano i dipendenti pubblici. Ora, le priorità della formazione indicate nel PNRR hanno trovato una specificazione nel piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano delle pubbliche amministrazioni adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il 10 gennaio del 2022, al cui contenuto ovviamente rinvio per non prendere troppo tempo. Ulteriori indicazioni strategiche sono contenute nell'articolo 6 del decreto legge 80 del 2021 che, come ho detto prima, ha introdotto il PIAO. A seguire il Ministro della Pubblica Amministrazione ha emanato il 23 marzo del 2023 una direttiva sulla formazione. Qui apro una parentesi. Nel quaderno curato da Michele il documento fa riferimento alla data del 29 gennaio 2024. Devo dire che ho avuto un momento di difficoltà perché dal documento che ho ricavato da internet manca la data, perché poi la cosa che mi colpisce è che nei documenti ministeriali che poi vengono pubblicati su internet la data non c'è stata. Però ecco, da alcune fonti alle quali ho attinto risulta essere appunto come direttiva quella del 23 marzo del 2023 sulla pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrative promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. E quindi qui all'interno di questo provvedimento il Ministro ha inteso dare alcune direttive di massima per lo sviluppo delle attività formative. Indirizzate soprattutto all'autonomia collettiva sono le indicazioni che sono ricavabili dal Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale siglato in data 10 marzo del 2021. Parliamo quindi del governo Draghi. Quindi tra il governo e le confederazioni sindacali è stato stipulato nel 2021 questo patto che prevede tra le altre cose la costruzione della nuova pubblica amministrazione, che prevede che la costruzione della nuova pubblica amministrazione si fondi sulla valorizzazione delle persone nel lavoro, anche attraverso percorsi di crescita e di aggiornamento professionale, con un'azione di modernizzazione costante, efficace e continua per centrare le sfide della transizione digitale e della sostenibilità ambientale, che a tale scopo bisogna utilizzare i migliori percorsi formativi disponibili, adattivi alle persone, certificati, e ritenere ogni pubblico dipendente titolare di un diritto-dovere soggettivo alla
formazione, considerata a ogni effetto come attività lavorativa e definita quale attività esigibile dalla contrattazione decentrata. Questo è un po', diciamo, il succo dell'obiettivo che appunto si prefigge di perseguire attraverso indicazioni fornite all'autonomia collettiva il patto del marzo del 2021. Diciamo che importante, ve lo voglio segnalare, sono due punti del patto. Il punto 4, il quale dispone appunto che la formazione e la riqualificazione del personale deve assumere centralità quale diritto soggettivo del dipendente pubblico e rango di investimento organizzativo necessario e variabile strategica non assimilabile a mera voce di costo nell'ambito delle politiche relative al lavoro pubblico. E poi altrettanto importante anche il punto 5 che prevede in questa operazione, chiamiamolo così, il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Ecco, in attuazione delle indicazioni contenute nel patto sono state avviate le trattative per i nuovi contrattuali del triennio 19-21, ormai tutte concluse, che appunto mi introducono all'analisi della formazione dei dipendenti pubblici all'interno della contrattazione collettiva, che ho limitato ai 5 contratti che appunto sono stati oggetto di analisi nel quaderno curato da Michele. Non ho esteso oltre l'analisi un po' per pigrizia, ma anche perché comunque si tratta dei comparti più importanti, quindi ritengo assolutamente indicativi di quello che è un po' lo stato dell'arte della contrattazione in tema di formazione. Allora, diciamo che attraversando in orizzontale i 5 contratti collettivi citati, diciamo che le azioni formative in qualche modo ribadiscono quella appunto la centralità della formazione dei dipendenti pubblici, soprattutto con riferimento alle competenze digitali e soprattutto la necessità di un costante adeguamento della formazione dei dipendenti pubblici anche alle novità legislative in divenire. Tra un po' vi parlerò della formazione collegata al whistleblowing, che evidentemente è collegata a un provvedimento di recente emanazione. Quindi non solo formare, ma formare continuamente, è un po' il concetto di formazione continua, a noi ben noto nel settore privato, che in qualche modo supporta la disciplina in tema di formazione contenuta nella contrattazione collettiva. Molto peso, lo dicevo prima, richiamando il punto 5 del patto, viene dato al confronto con le organizzazioni sindacali. E diciamo con riferimento al coinvolgimento delle organizzazioni sindacali un certo peso è affidato anche all'organismo paritetico per l'innovazione, che in qualche modo appunto mette le mani, usiamo questa espressione impropria, nella materia della formazione. Il ruolo dell'organismo paritetico è quello di acquisire elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi dei dipendenti, formulare proposte all'amministrazione per la realizzazione delle finalità connesse alla formazione e realizzare poi iniziative di monitoraggio sull'attuazione dei piani e sull'utilizzazione delle risorse stanziate. Vi segnalo anche l'importanza della interazione con gli ordini professionali, quindi con le attività formative attivate dagli organi professionali per il personale delle pubbliche amministrazioni che sia appunto iscritto agli ordini professionali in relazione alle attività che essi svolgono. Penso appunto, per fare un esempio facile, a quello degli avvocati. Nella contrattazione collettiva spazio viene dato al piano, all'elaborazione del piano della formazione, che si divide in due parti sostanzialmente. Una parte riguarda materie comuni a tutto il personale e un'altra parte materie rivolte ai diversi ambiti e ai diversi profili professionali esistenti all'interno dell'ente, sempre rispettando il principio di pari opportunità tra tutti i lavoratori. Quindi la pianificazione viene effettuata o dovrebbe essere effettuata sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi rilevati all'interno dell'organizzazione, ma anche tenendo conto dei processi di mobilità, del reclutamento di nuovo personale, ne ha parlato a più riprese Michele, dei programmi di sviluppo dei servizi, delle esigenze di accrescimento e di sviluppo professionale con riferimento particolare alla riqualificazione e alla progressione del personale.
Poi un punto fondamentale è quello appunto dell'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente attraverso un'attestazione, una certificazione finale delle competenze acquisite che viene poi inserita nel fascicolo personale del dipendente. Capitolo destinatari. Quali sono i dipendenti destinatari di queste iniziative formative? Beh, sicuramente tutti i dipendenti in servizio, anche quelli in distacco sindacale e anche quelli che sono temporaneamente distaccati presso altre pubbliche amministrazioni. La tipologia di formazione o, se vogliamo, i contenuti della formazione, ma qui ci sono, diciamo, ho diviso il discorso in 3 sezioni. Primo, una prima tipologia è il mentoring, cioè l'affiancamento all'ingresso in favore dei dirigenti e dei professionisti neoassunti fino alla maturazione di 2 anni di servizio. I dirigenti con almeno 15 anni di anzianità nella qualifica possono essere utilizzati come affiancatori, però con la precisazione che non possono affiancare più di un neodipendente alla volta, un po' quel rapporto che esiste proprio in materia di apprendistato tra il tutor e il numero di apprendisti. Seconda tipologia, la formazione d'ingresso. Diciamo che il mentoring è riferito ai dirigenti. Di carattere più generale è la formazione d'ingresso, diciamo se ne occupa in maniera egregia il contratto collettivo per le funzioni centrali, che deve avere una durata e un'intensità appunto coerente con ove mai poi in questa attività formativa d'ingresso ci sia un'impossibilità del dipendente di frequentarla, che so, per eventi morbosi, per eventi che gli rendono impossibile la frequentazione, il dipendente ha l'obbligo di preavvisare con congruo preavviso la sua impossibilità di partecipare alle iniziative formative con possibilità di successivo recupero. E poi dopodiché viene la formazione invece, quella diciamo più generale, chiamiamola così, con specifico riferimento all'etica pubblica, alla transizione digitale, e poi ci stanno, c'è la possibilità di ulteriori percorsi formativi o per migliorare le competenze già possedute, l'upskilling, oppure per acquisire nuove competenze, il reskilling. Diciamo che grosso modo all'interno della contrattazione queste sono le tipologie di formazione che è possibile ricavare. Formazione obbligo della pubblica amministrazione. E qui diciamo che all'obbligo formativo della pubblica amministrazione dedico una riflessione bipartita. Beh, innanzitutto ci sono delle disposizioni specifiche peculiari al settore di riferimento nei contratti collettivi della sanità, innanzitutto, delle funzioni centrali e della istruzione e ricerca. Diciamo che molto poderoso il pacchetto formativo nel settore della sanità per motivi abbastanza ovvi. Quindi diciamo che l'obbligo formativo va poi analizzato con riferimento a specifici campi, cioè dove la legge a prevedere la formazione dei dipendenti. E il campo elettivo, è quasi scontato dirlo, è quello della sicurezza sul lavoro. Quindi il decreto legislativo 81/2008, il testo unico, contiene una serie di importantissime disposizioni in tema di formazione che riguardano sia il lavoratore da un lato, quindi il lavoratore in questo caso soggetto obbligato, sia il datore di lavoro, ovvero dirigente e preposto dall'altro versante. Ma ci sono anche poi profili di formazione molto importanti che riguardano altri soggetti che partecipano alla realizzazione del sistema della sicurezza sul lavoro, quali sono l'RLS, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e l'RSPP. Allora, come deve essere la formazione in materia di sicurezza? Apro una piccolissima parentesi proprio perché si possa comprendere appieno l'importanza della formazione in tema di sicurezza, dicendovi che non dico la stragrande maggioranza, ma una buona parte dei processi penali in tema di responsabilità per infortuni sul lavoro
ricadono in maniera sistematica sulla violazione dell'obbligo di formare i lavoratori. Quindi molto spesso il datore di lavoro si scansa la responsabilità con riferimento all'adozione di specifiche misure antinfortunistiche o prevenzionali, però diciamo che il terreno sul quale cadono la maggior parte dei datori di lavoro coinvolti in fenomeni, eventi infortunistici è quello della mancata o inadeguata o insufficiente formazione. Questo ve lo dico per farvi capire un po' come a volte si ha malinteso o mal interpretata da parte dei datori di lavoro l'importanza del momento formativo. E direi che in tema di obbligo formativo a carico del datore di lavoro possono essere enunciati 3 principi di carattere generale. In tutti i settori la normativa prevede l'obbligo di formazione e di aggiornamento per i lavoratori assunti o in occasione del cambio mansione o dell'introduzione di nuove attrezzature. 1. 2. Ogni dipendente nuovo che non sia in possesso di tale attestato è obbligato a frequentare un corso di formazione entro 60 giorni dall'assunzione. 3. L'attestato finale del corso ha una validità quinquennale alla scadenza del quale sarà obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento e ottenere il nuovo attestato. Quindi questo discorso vi fa capire, ovviamente fa capire a chi ci sta ascoltando, come sia importante il momento della formazione nell'ambito dell'adempimento dell'obbligazione di sicurezza. Ma all'obbligo del datore di lavoro fa da pandan anche l'obbligo del lavoratore. La norma fondamentale è l'articolo 20 del testo unico in tema di sicurezza. E tra appunto gli obblighi che il decreto 81 pone a carico del lavoratore, all'articolo 20, comma 2, lettera H, si dice: i lavoratori devono in particolare, lettera H, partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. Per altro verso, invece, la norma di riferimento per quanto riguarda gli obblighi a carico del datore di lavoro, la norma fondamentale è sicuramente l'articolo 27. Diciamo che la parola chiave, la parola magica in tema di formazione che il datore è obbligato a impartire ai propri dipendenti in tema di sicurezza è quella di formazione sufficiente e adeguata. Ovviamente sono 2 concetti elastici, diciamo in qualche modo ripercorrono quella struttura di norma aperta che è l'articolo 2087 del Codice Civile, e però è una formulazione assolutamente indispensabile perché evidentemente la natura dei rischi evolve con l'evoluzione tecnologica, con l'evoluzione digitale, e quindi è altrettanto opportuno che la norma non sia una norma rigida, ma sia una norma che sia adattabile alle realtà che cambiano, alle realtà che mutano, ovviamente con la relatività del caso, perché quando la norma non è ben definita, è una norma aperta, poi si presta all'applicazione giurisprudenziale che potrebbe non essere sempre in linea con la ratio del legislatore. Ovviamente non mi dilungo sulla formazione in tema di sicurezza, sulla quale molto ci sarebbe da dire. C'è una sezione ad hoc per chi è adibito alla prevenzione degli incendi nel luogo di lavoro. La formazione va svolta durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori. È prevista pure la verifica di apprendimento dei lavoratori al termine del percorso, che appunto serve anche per capire, specie anche in relazione a problemi di carattere linguistico che oggi si possono porre, se il lavoratore ha ben digerito la formazione in tema di sicurezza, formazione che poi va registrata sul libretto del lavoratore. Stavo per dire il libretto del cittadino, ma come sapete il libretto del cittadino non è mai entrato in funzione. Qualche norma specifica riguarda i lavoratori autonomi. La durata, la durata della formazione varia in base al livello di rischio. Rischio basso 8 ore, rischio medio 12, rischio alto 16, e poi un pacchetto di ore è previsto per l'RLS, 32 ore, apro parentesi, una formazione dell'RLS è tanto più necessaria
alla luce di una recente discussa sentenza della Cassazione penale che ha ritenuto responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore anche l'RLS, ritenendo che l'RLS non abbia una funzione soltanto di controllo dell'adempimento degli obblighi in capo al datore di lavoro, ma abbia addirittura anche un obbligo di partecipare all'attuazione dei piani per la sicurezza. È una sentenza che ha fatto molto discutere. E poi c'è un pacchetto di ore per l'RSPP, 16 ore rischio basso, 32 medio, 48 rischio alto. Allora, vi ricordo poi che la formazione è un elemento fondamentale, un requisito per la cosiddetta patente a punti. Come sapete, il decreto legge 19 del 2024 ha introdotto questa patente a punti o patente a crediti per lo svolgimento delle attività nel settore della cantieristica, per cui l'impresa che abbia una patente con bassi punti, sotto i 15, non può accedere legittimamente allo svolgimento di appalti. Un elemento, un requisito della patente appunto è appunto quello dell'adempimento degli obblighi formativi. Allora, sullo svolgimento dell'attività formativa durante l'orario di lavoro, vi segnalo che c'è lavoro ordinario una recente sentenza della Cassazione del 2024, la 12790, secondo la quale, un po' argomentando la definizione dell'orario normale che dà il decreto legislativo 66 del 2003, arriva a sostenere che l'attività formativa può essere svolta anche al di fuori dell'orario di lavoro ordinario. È una sentenza recente, andrebbe fatta una riflessione sulla fondatezza di questa tesi sostenuta dalla Cassazione. La formazione in tema di codici etici e codici di comportamento. Parliamo dell'articolo 54 del testo unico, del 165, e all'interno della disciplina contenuta nel testo unico sui codici di comportamento, il comma 7 dice che le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. Quindi sostanzialmente ci sono attività formative sui temi dell'etica pubblica e attività formative sul comportamento, sul codice di comportamento. Diciamo che la disciplina contenuta nell'articolo 54 è stata in qualche modo integrata dal DPR 62 del 2013, il cui articolo 15 proprio si occupa della vigilanza e del monitoraggio e poi nello specifico delle attività formative. E quindi vigilano sull'applicazione del codice e dei codici di comportamento i dirigenti, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina. Quindi è evidente che anche su questo versante si ritiene indispensabile un'attività formativa in materia di trasparenza e integrità che consenta ai dipendenti pubblici una piena conoscenza dei contenuti dei codici di comportamento, nonché un aggiornamento annuale sistematico sulle misure e sulle disponibilità applicabili in tali ambiti. E scivoliamo quasi in maniera naturale alla trasparenza e all'anticorruzione. Anche questo è un settore molto importante. Diciamo che il discorso sull'anticorruzione risale, come ben sappiamo, alla legge Severino, la legge 190 del 2012, e l'articolo 1 della Severino prevede appunto obblighi di formazione in materia di prevenzione della corruzione, in materia di trasparenza, proprio da disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge Severino. Integrata poi, come dicevo prima, dal DPR 62 del 2013. Ci sono, superfluo quasi dirlo, le indicazioni che provengono dall'ANAC e comunque nel piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza la pubblica amministrazione dovrà quantificare le ore o le giornate annue dedicate allo svolgimento dell'attività formativa, definendo anche le categorie a cui la stessa viene indirizzata. Un discorso parallelo riguarda il trattamento dei dati, il regolamento 679. Anche per il trattamento dei dati, e qui per la tutela della privacy, occorre un pacchetto formativo
le pubbliche amministrazioni dovranno organizzare, prevedendo un piano formativo annuale in tema di trattamento dei dati, con delle prove finali di verifica, e negli enti locali la formazione in materia di privacy deve essere integrata anche con la digitalizzazione dei processi, con la riforma del codice di amministrazione digitale, con i codici di comportamento degli enti e con le ultime recenti novità in tema di trasparenza. Diciamo che la formazione quindi deve essere considerata non un mero adempimento burocratico, ma un'opportunità, proprio perché i dipendenti acquisiscono consapevolezza dei rischi che derivano dal maneggiamento, dal trattamento dei dati. Sulla privacy altro non aggiungo e salto rapidamente al whistleblowing. Anche qui c'è un altro importante aspetto che riguarda la formazione dei lavoratori. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 del 2023 prevede una formazione specialistica in materia di whistleblowing obbligatoria per il responsabile whistleblowing e gli incaricati whistleblowing, mentre la formazione sulle procedure aziendali in materia di whistleblowing è obbligatoria per tutti i dipendenti e tutti i collaboratori. Quindi devo dirvi che c'è un recente scritto in tema in materia di whistleblowing e anche sull'efficacia della disciplina che difende da eventuali ritorsioni i lavoratori che segnalano, quelli che appunto fanno segnalazioni alla propria amministrazione, e proprio sull'effettività e sull'efficacia del meccanismo di tutela. E questo giovane studioso che ha lavorato a questo saggio di prossima pubblicazione sul lavoro nella giurisprudenza individua proprio nella formazione lo strumento per evitare che il segnalante possa effettuare segnalazioni che o sono inesatte o infondate, o addirittura rasendono il codice penale, oppure per farle con una certa tranquillità, ove appunto si ponga il problema se fa o meno la segnalazione. Quindi individua proprio nella formazione dei lavoratori lo strumento per la disciplina in tema di whistleblowing. Di formazione specifica per alcuni settori come il personale educativo e scolastico, quello iscritto ad ordini e albi professionali o alle professioni sanitarie, ovviamente non posso occuparlo, ma ci sta un'ampia disciplina nei contratti comparti ai quali ho fatto ripetutamente riferimento. Entità della formazione. Allora, diciamo che la separazione è equiparata a tutti, al servizio utile a tutti gli effetti, con oneri a carico della pubblica amministrazione. Ove poi il dipendente voglia fare percorsi formativi che non coincidono con quelli finalizzati a soddisfare esigenze della pubblica amministrazione, in quel caso il dipendente potrà godere dei congedi per la formazione permanente, articolo 5 e continuo articolo 6 della legge 53 del 2000, direi stavo per dire la vecchia legge 53 del 2000. Poi ci sono appunto misure, disposizioni specifiche, soprattutto nei due settori della ricerca e della sanità, ai quali ovviamente rinvio consultate il quaderno curato da Michele. Sulle metodologie e sull'organizzazione della formazione, diciamo che sono prese in considerazione tutte le possibili metodologie attraverso le quali può essere impartita la formazione. Formazione a distanza, formazione in rete anche in modalità asincrona, formazione sul posto di lavoro, formazione mista in parte in aula e in parte sul posto, e poi vengono citati anche questi due strumenti abbastanza interessanti, che sono la comunità di apprendimento e la comunità di pratica. La comunità di pratica, le comunità di pratica sono centri di apprendimento per stimolare e favorire la crescita professionale e lo sviluppo personale attraverso un percorso incentrato sulla condivisione delle esperienze, sulla individuazione delle migliori pratiche diffuse e sul supporto reciproco nell'affrontare quotidianamente processi di lavoro. Quindi, come vedete, è abbastanza ampio il ventaglio, il carrello della spesa. Diciamo che sul contenuto, ovviamente ribadisco il concetto della personalizzazione dei percorsi formativi, faccio riferimento appunto all'etica pubblica,
E poi un'attenzione particolare è data ai lavoratori agili, a quelli da remoto, che ovviamente hanno delle problematiche organizzative diverse dai lavoratori standard e per i quali si prevedono specifiche iniziative formative, quale ad esempio la formazione per l'utilizzo delle piattaforme di comunicazione, compreso gli aspetti relativi alla tutela della salute e degli altri strumenti utilizzati per operare in modalità agile. Se l'attività formativa deve essere svolta fuori dalla sede di servizio, i contratti collettivi prevedono il rimborso delle spese di viaggio, privilegiando possibilmente, proprio per anche evitare il disagio per i dipendenti pubblici, il livello regionale o territoriale. Nella organizzazione della formazione viene auspicato una partnership con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con l'università, con soggetti sia pubblici che privati che abbiano competenze in materia, con altre pubbliche amministrazioni nel caso di formazione comune integrata, e addirittura è prevista anche la possibilità di costituire enti bilaterali per la formazione tra amministrazione e organizzazione sindacale. Quindi, come vedete, il bilateralismo può entrare anche in campo per questo profilo importante del rapporto dei dipendenti pubblici. Il finanziamento è previsto una quota non inferiore all'1% del monte dei salari relativo al personale, sempre nel rispetto dei vincoli di legge. Quando le risorse non vengono utilizzate nell'esercizio in corso, vengono riversate nell'esercizio successivo. Ovviamente alla quota annua del monte salari si aggiungono i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione, i canali di finanziamento esterno comunitari, nazionali o regionali, le risorse previste dal fondo costituito con l'articolo 1,613/234, che è appunto un fondo proprio per la formazione. Addirittura è prevista anche la possibilità di attingere ai fondi interprofessionali dell'articolo 118 della legge 388 del 2000, e per le società a partecipazione pubblica è prevista la possibilità di attingere al Fondo Nuove Competenze, al quale ha fatto prima riferimento Michele parlando di apprendistato. Mi avvio alle conclusioni. Le ricadute sul piano del rapporto di lavoro nel caso di violazione degli obblighi, obbligo a carico dei lavoratori, obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni. Qui risposta alla domanda: se la pubblica amministrazione viola l'obbligo di formare i dipendenti, qual è la ricaduta dell'inadempimento contrattuale, dando appunto per acquisito che sussiste un obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni? È un po' la domanda che ci siamo posti in qualche causa in tema di apprendistato, quando si è dedotta la mancata formazione dell'apprendista. Qual è il danno che l'apprendista ha subito? Qual è il danno che ha subito il dipendente che abbia visto violato il suo diritto a ricevere la formazione? E poi, seconda domanda, a quali oneri probatori va incontro il prestatore di lavoro? Io dico sempre, trattando del risarcimento del danno, che nel nostro sistema un risarcimento del danno non si lega a nessuno. Il problema è qualificare la tipologia di danno e poi quantificare gli oneri probatori. Allora, diciamo che una sponda alla quale attingere, la mutuo dalla giurisprudenza in tema di mancata assunzione, di mancata partecipazione a procedure concorsuali, è quella del danno da perdita di chance. Diciamo che quando si parla col lavoratore di perdita di chance, la domanda è naturale, spontanea: ma a quanto ammonta il danno da perdita di chance? E soprattutto come si quantifica il danno da perdita di chance? Allora, proprio con la giurisprudenza alla quale facevo poc'anzi riferimento, rimette alla valutazione equitativa del giudice la determinazione del danno da perdita di chance, che però, ecco, non si riferisce a un danno, come dire, concretamente verificato, ma un danno potenziale. Cioè, se avessi avuto la formazione alla quale avevo diritto, avrei ottenuto questa progressione di carriera, avrei ottenuto questo incarico, avrei avuto questa mobilità orizzontale o mobilità verticale. Quindi comunque resta un problema serio
serio in termini di, diciamo, di pesantezza, di onere probatorio a carico del lavoratore, perché paradossalmente, questo è un principio che io non vi nascondo, contesto fortemente, una volta che il lavoratore abbia dimostrato la violazione dell'obbligo da parte della pubblica amministrazione, tutto il peso probatorio allo stato della giurisprudenza ricade sulle spalle del soggetto danneggiato. Non c'è, secondo la Cassazione, un danno in re ipsa, non c'è un danno oggettivo. Il danno va sempre provato. Per ottenere un risarcimento occorre che il soggetto danneggiato provi di aver subito un danno, e da avvocato vi garantisco che non è un'operazione sempre facile. Mi sposto sull'altro versante, la responsabilità del lavoratore quando abbia violato l'obbligo formativo, l'obbligo di partecipare alle iniziative formative. Ecco, tanto è vero che è una materia alla quale ancora c'è una certa allergia, che nei codici disciplinari contenuti nella contrattazione di comparto, ma anche nei regolamenti disciplinari delle singole pubbliche amministrazioni, una voce specifica che riguarda la violazione dell'obbligo formativo non c'è. Quindi, se io volessi cercare nel contratto della sanità qual è la sanzione applicabile al dipendente che si sia sottratto all'obbligo formativo, non per caso ho pescato nel contratto dove la formazione, l'obbligo formativo è abbastanza massiccio, lì non c'è un'indicazione specifica. Bisogna attingere ai principi generali: violazione dell'obbligo di diligenza 2104, violazione dell'obbligo di obbedienza sempre 2104, violazione dei principi di correttezza e buona fede, e diciamo bisogna ritagliare un po' quella che può essere la responsabilità disciplinare del dipendente e quindi la relativa sanzione da quello che si reperisce come clausole di carattere, come comportamento di carattere generale all'interno della contrattazione. In genere di sicurezza ovviamente c'è un pacchetto di sanzioni anche penali sulle quali non mi soffermo. Chiudo ricordando proprio poco fa, ma li voglio richiamare, le due norme importanti della legge 53, l'articolo 5 e l'articolo 6. Ne parliamo del periodo d'oro dell'intervento legislativo in tema di formazione, che si è giocato a cavallo tra il 97 col pacchetto Treu e il 2000 proprio con la legge 53, perché poi dal 2000 in poi l'attenzione del nostro sistema legislativo, del legislatore alla formazione è andata in qualche modo, diciamo, scemando, ma non voglio adesso imbarcarmi in questo argomento. E nella 53 sono previste queste due norme, gli articoli 5 e 6, sulla formazione permanente il 5, la formazione continua il 6, la continua può essere a iniziativa del lavoratore e iniziativa del datore di lavoro, prevedendosi appunto la possibilità di usufruire di congedi non retribuiti, per cui comunque il lavoratore deve farsi carico dell'onere economico, e un'ipotesi di anticipazione del TFR rispetto alle due disciplinari del 2120, con possibilità di riscatto dei periodi di formazione, ma sappiamo che i riscatti sono abbastanza onerosi, quindi anche questo onere viene riversato a carico del lavoratore. Direi che al tema del diritto alla formazione ho tentato di dare una risposta con queste brevi riflessioni. Grazie. Un grandissimo, sinceramente affettuoso e proprio non so come altro esprimere la gratitudine per il professore che ci ha regalato un quadro che difficilmente dimenticheremo. Le prime conclusioni alla collega professoressa Riccardi, che ha coorganizzato il seminario, e poi la parola al professor Boscati. Allora, anche io voglio ringraziare gli organizzatori di questo clip, i professori Boscati e Zilli, che ancora una volta ci hanno dato l'occasione di riflettere su questi temi così importanti per noi studiosi della materia, nonché soprattutto i nostri relatori, i professori Garofalo e Tiraboschi. Li avete ascoltati, quindi avete capito perfettamente perché io e il professor Riccobono li abbiamo scelti, anche se devo dire che sono andati oltre le nostre già altissime aspettative. Ho il compito di tirare una prima conclusione di questo incontro, e come emerso da queste relazioni articolate che abbiamo ascoltato, la storia dei contratti formativi nelle amministrazioni pubbliche è stata essenzialmente una storia di appuntamenti mancati, di occasioni perse, ha detto il professor Tiraboschi.
Possiamo dire che negli ultimi 30 anni la strada dell'amministrazione non ha incrociato, o nel migliore dei casi incrociato nel modo sbagliato, la formazione e non l'ha incrociata in nessuno degli snodi essenziali né del percorso riformatore che è interessato ai rapporti di lavoro dei suoi dipendenti, ma nemmeno del parallelo percorso riformatore che ha riguardato i contratti formativi. Se vogliamo fare una carrellata di queste occasioni perse, e già chi mi ha preceduto ha individuato i punti salienti, possiamo già individuare la prima nel momento in cui il lavoro pubblico, come oggi lo conosciamo, nasce, quindi già nella sua fase genetica. Sappiamo tutti che la riforma avviata nel 93 esauriva la sua portata regolativa in materia di contratti formativi nella previsione di un periodo biennale di formazione e lavoro quale modalità di accesso all'impiego dei giovani. Istituto questo ibrido e che ha conosciuto alterne fortune, ma che un po' alla volta si era avvicinato al CFL del settore privato, quindi per un certo tempo aveva rappresentato un territorio con una disciplina quasi comune ai due settori, ma solo per un certo tempo, dato che poi con la riforma Biagi si è avuta una ridefinizione della disciplina dei contratti formativi nel settore privato. E in questo momento importante, purtroppo, come ha ricordato il professor Tiraboschi, il settore pubblico è stato lasciato indietro, perché in questo non ha trovato applicazione il nuovo apprendistato, mentre ha continuato a sopravvivere soltanto il vecchio CFL. Dopo questo, il lavoro pubblico ha clamorosamente mancato anche l'occasione rappresentata dalla riforma dell'apprendistato del 2011. Il testo unico, sappiamo, prevedeva l'applicazione di alcune tipologie di apprendistato al settore pubblico attraverso una decretazione di attuazione. Questo decreto non è mai stato emanato e così di fatto è stata bloccata la possibilità di attivare questa tipologia contrattuale negli enti pubblici. Nel corso di questo incontro sono emerse alcune delle ragioni che probabilmente sono state alla base di questa scelta. In ogni caso, a distanza di 4 anni, con il Jobs Act, il legislatore ci riprova, si dà una seconda e più facile chance al settore pubblico di adeguamento, perché nella riscrittura dell'impianto dell'apprendistato l'estensione al settore pubblico, demandata ancora una volta a un decreto ministeriale, non viene vincolata a un termine. Molto probabilmente, avendo presente quello che era successo con il testo unico dell'apprendistato, non si prevede nessun termine, sperando che prima o poi qualcosa si muova. Come tutti sappiamo, nei fatti non si è mosso niente, questa disciplina attuativa non si è mai avuta e ancora una volta il settore pubblico ha mancato l'incontro con la formazione. Come ricordava in apertura il professor Riccobono, è stato fissato un nuovo appuntamento dall'esterno per l'amministrazione dei contratti formativi in occasione del PNRR. Nel 2019 la Commissione europea richiede espressamente all'Italia di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali. In un certo senso viene messa sotto i riflettori la situazione problematica delle amministrazioni italiane sul piano delle risorse umane e in particolare il sottodimensionamento dell'organico a causa di blocchi assunzionali, mancato turnover e la scarsa specializzazione e competenza dei lavoratori che è evidente nelle analisi dell'Istat sui livelli di istruzione del personale pubblico. Quindi migliorare l'azione dell'amministrazione si pone così come una vera e propria precondizione per conseguire gli obiettivi fissati nelle missioni del PNRR e in questo ripensamento dei canali di accesso vengono all'attenzione ovviamente anche i contratti formativi. Il professor Riccobono ha individuato esattamente il contesto in cui il tema si colloca, nonché il professor Garofalo ha ribadito il porsi della formazione anche in questa prospettiva come un diritto e un obbligo del dipendente pubblico. Comunque, sulla scia di questo appuntamento fissato dall'esterno, il decreto reclutamento del 2021, nell'articolo 2, pone una disciplina particolare nelle more dell'attuazione della previsione del Jobs Act. Quindi ci fa capire che la disciplina a regime che si dovrebbe avere sull'apprendistato nemmeno questa volta si avrà.
è stato evidenziato come il decreto reclutamento opera in una via di deroga, una via straordinaria e comunque una portata piuttosto limitata, dato che il percorso formativo che prefigura è circoscritto espressamente alle sole competenze di base trasversali e ha comunque delle finalità di orientamento professionale. E neanche nel 2023 l'incontro tra pubblica amministrazione e contratti formativi avviene. Abbiamo visto come il decreto 44 del 2023 introduce la possibilità nelle pubbliche amministrazioni di assumere giovani laureati e laureandi con contratto non solo di apprendistato ma anche di formazione e lavoro nel limite del 10% delle facoltà assunzionali, ma comunque anche questa volta non ci siamo. Ha evidenziato il professor Tiraboschi come si parla di apprendistato e di contratti di formazione e lavoro, ma basta leggere le norme per rendersi conto immediatamente che l'apprendistato non è vero apprendistato e io aggiungo che neanche il CFL è un vero CFL. Alla fine, già avevo anticipato questa valutazione del professor Riccobono, si parla di apprendistato e formazione e lavoro, ma in realtà non abbiamo niente più che dei contratti a termine che probabilmente in prospettiva saranno stabilizzati. Si è parlato di occasioni perse e il non utilizzo dei contratti formativi nelle amministrazioni pubbliche ha fatto davvero perdere molte opportunità, nonostante da molto tempo lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica avesse messo in evidenza come l'apprendistato avrebbe potuto avvicinare i giovani alla pubblica amministrazione con una reale acquisizione di nuove competenze e professionalità e inoltre avrebbe potuto sostituire sia delle forme di lavoro precario come tirocini e collaborazioni, sia contratti di formazione e lavoro che sono una forma ancora più anacronistica rispetto a quella che si dice sia l'apprendistato. Se vogliamo mettere in fila le opportunità che deriverebbero dall'impiego di contratti formativi, come ha detto il nostro relatore, l'apprendistato ha delle grandi potenzialità, l'elenco è lungo. In primo luogo possiamo dire che la sostanziale rilevanza dei contratti formativi nel quadro dei modi di accesso all'impiego ha privato le amministrazioni di tutte le potenzialità che sono connaturate a questo tipo di contratti, e cioè il loro muoversi in un sistema che mette in connessione istituzioni formative e realtà lavorative e che quindi potrebbe a monte ridurre il mismatch tra domande e offerte di lavoro e a valle consentire all'amministrazione di selezionare sul campo e di assumere un personale formato e specializzato. In questo modo, per altro verso, si potrebbe anche rimediare alla scarsa propensione delle amministrazioni italiane a formare il proprio personale e il professor Garofalo ci ha spiegato molto bene quali sono le criticità anche su aspetti fondamentali come quelli della sicurezza nella formazione delle amministrazioni pubbliche. Ancora, il mancato utilizzo di questi modi di reclutamento e della prospettiva di medio-lungo termine che presuppongono ha fatto cadere le amministrazioni nella trappola della provvista di personale con contratti provvisori, della loro abnorme reiterazione e delle successive stabilizzazioni. Tutti conosciamo i meccanismi che da tempo si registrano in molti comparti dell'amministrazione, quindi assunzioni con contratti a termine o instaurazioni di collaborazioni che vengono successivamente consolidati con l'emanazione di leggi di stabilizzazione dei precari, se non con sotterfugi diversi. Ritengo quindi che i contratti formativi sarebbero stati una scelta preferibile rispetto a questi modi di accesso teoricamente eccezionali, ma di fatto rutinari, con cui gli enti pubblici sopperiscono alle proprie carenze, in alcuni casi strutturali di organico. Modi di accesso che sono deleteri non solo per le amministrazioni, che navigano a vista e al di fuori di qualunque programmazione, ma anche per i lavoratori ovviamente, che sono sballottati di rinnovo in rinnovo in spirali di precarietà infinita e alla fine per tutta la collettività. Dato che questi percorsi assunzionali estemporanei, per la loro stessa strutturazione, quasi mai rispettano appieno il principio del concorso pubblico che l'articolo 97 della Costituzione stabilisce per garantire merito e imparzialità nell'accesso a questo tipo di impieghi. Altra occasione persa, e siamo già a 3,
è stata quella di ripensare attraverso l'accesso con contratti formativi la più generale strutturazione del lavoro e la divisione dei compiti nelle amministrazioni. Ritorniamo alla prospettiva di ampio periodo in cui si muove l'accesso tramite contratti formativi, sarebbe stata l'occasione per ripensare e ridefinire gli assetti organizzativi correlati ai fabbisogni di attività e di servizi. E qui mi richiamo all'interessantissimo spunto del professor Tiraboschi di agganciare questi contratti formativi ai sistemi di classificazione del personale. Altra importante opportunità che i contratti formativi offrono e che è stata persa è la loro duttilità, la possibilità attraverso questi percorsi di tarare l'inserimento sulle specificità sia del lavoratore, considerando le sue competenze, il ruolo a cui è destinato, la sua crescita professionale, sia dell'amministrazione, considerando il contesto in cui opera e le sue necessità. Inoltre, e qui mi ricollego a una criticità segnalata dal professor Riccoboni in apertura, l'apprendistato con la sua vocazione ai giovani risolverebbe un altro dei problemi cronici della pubblica amministrazione italiana, quello che è rappresentato dall'età media elevata dei lavoratori del settore. Ultimo, ma non da ultimo, e chiudo qui, la non capacità dell'amministrazione di intercettare i contratti formativi e in particolare le riforme di queste tipologie contrattuali che si stavano sperimentando nel settore privato ha determinato un allontanamento ulteriore e peraltro su un versante strategico del mondo del lavoro pubblico da quello privato. E siamo qui assolutamente in antitesi con la convergenza tra questi due ambiti che ha costituito la stessa ragione d'essere della riforma del lavoro pubblico. Grazie. Buonasera innanzitutto a tutti e a tutti. Innanzitutto ringrazio il professore Riccoboni Riccardi per aver, come dire, coordinato questo pomeriggio e i due relatori, illustrissimi relatori, il professore Tiraboschi e il nostro presidente Garofalo. Come sempre ho tanto imparato questo pomeriggio su due cose: che il manuale che abbiamo licenziato va riscritto perché insomma, insieme al maestro Carinci e al collega Mainardi, perché abbiamo inserito i contratti formativi nella capitolo di progetti flessibili e abbiamo qualificato il contratto come un contratto apprendistato o formativo in generale come un contratto a causa mista, quindi come dire rifare tutto. Ma a parte le battute, che scusate non petito, scusate manifesta, entrambi i relatori, Michele in particolare, hanno detto attenzione, c'è un problema di tecnica normativa e a fianco del problema di tecnica normativa c'è anche una questione relativa al rapporto tra fonti. Questi due aspetti voglio dire, dal 2003, ma forse anche prima, il pacchetto 3, che li stiamo rincorrendo e non abbiamo ancora trovato la quadra. Però, come dire, a parziale giustificazione, l'articolo 36 ci parla di contratto a tempo determinato, meglio personale a tempo determinato, o assunto conforme di lavoro flessibile, inserisce CFL, contratti formativi, quindi questo almeno, come dire, ce l'ha. Sul tema del contratto a causa mista, diciamo che in larga parte è un retaggio del passato, ma da quello che, come dire, emerge, in realtà il contratto di formazione lavoro, di apprendistato, più che contratti flessibili, sono contratti che si legano alla flessibilità organizzativa, cioè vuol dire una sorta di inversione di sistema, e non di sistema, un'inversione di piano. E sotto questo profilo sicuramente quello che condivido al 100% è la mancanza di un sistema apprendistato nel pubblico e nel privato. Nel privato il presidente Garofalo ha indicato in maniera mirabile tutti quelli che sono gli interventi, diciamo la direttiva Zangrillo, sicuramente molto importante, si scontra con alcuni ambiti, alcuni aspetti, alcuni profili, per esempio dove c'è maggior bisogno di formazione e dove formazione non la riesce a fare, sanità. Perché? Perché in quell'ambito la gente personale lavora troppo, quindi questo c'è questo diciamo così tema. Dopodiché obbligo, diritto, lì c'è un tema che semplicemente sfioro, che è il tema
esigibilità della prestazione, che è un tema sicuramente molto, molto importante. È un'occasione perduta, sì, è un'occasione perduta, non l'abbiamo perduta adesso, insomma, la stiamo continuando a perdere, vuol dire, se fossimo dei penalisti sarebbe un reato continuato, nel senso che, vuol dire, si continua a tenere un certo comportamento. Noi critichiamo il 44 il decreto 44-23, diciamo sono dei contratti a termine mascherati, sì, sono dei contratti a termine mascherati, e secondo me quello, cioè, quello che la preoccupazione non è tanto che si crei del precariato, nel senso che la previsione è abbastanza chiara, cioè dice decorso il periodo, voglio dire, se non sei stato valutato negativamente e nell'ambito della capacità assunzionale, ma questo già a monte la dovevi avere, il contratto diventa un contratto a tempo indeterminato, superando tra le altre cose con una soluzione transitoria, ma che potrebbe divenire a regime, il tema della trasformazione. E le preoccupazioni sono due. Le preoccupazioni sono che comunque la procedura selettiva è una procedura selettiva abbastanza snella, sia per l'apprendistato sia per il contratto di formazione lavoro. E la seconda preoccupazione è la fase funzionale, la formazione. Ma questa formazione, cioè questo piano formativo, cioè qua che si gioca la partita, cioè ci vuole un piano formativo che effettivamente sia funzionale alle esigenze dell'organizzazione. E sotto questo profilo nascono tanti problemi, perché c'è un tema, il vecchio tema delle capacità effettivamente di mettere sul campo, di mettere a terra quelle che sono le esigenze organizzative. Quindi quello che, diciamo, l'elemento centrale che dovrebbe emergere, certamente il piano del rapporto, ma l'interesse della organizzazione alla formazione in entrata e durante il rapporto. Questi dal mio punto di vista sono sui due profili sui quali lavorare. Vi ho già rubato anche troppo tempo, perché voglio dire, però insomma ci tenevo a ringraziare innanzitutto chi ha coordinato e chi ha relazionato e, come dire, a salutarvi. E ormai però, anche se sono arrivati in ritardo, oggi non possiamo, come dire, venire meno a questo rituale, di ripassare la parola alla collega Zilli per fare quelle che noi chiamiamo le conclusioni, che in realtà è anche un reminder, ricordo di quello che sarà il prossimo appuntamento. Grazie davvero a tutti e buona serata. Grazie al professore Boscati. Riporto tutti i nostri relatori di oggi per un saluto conclusivo. Da parte mia, di nuovo i ringraziamenti per questo ottimo seminario. Ci vediamo a Macerata a fine mese, fra 2 settimane, il 28 gennaio. Parliamo di collaborazioni, ci ospita il professor Filippo Livelli, relazioneranno le professoresse Donghi e Sartori. Grazie di nuovo a tutti, buona serata.